il bricolage, il 15-18, il prosciutto, il matto. Sono oltre 4.000 i pensionati che sulle note di Rino Gaetano si sono radunati in campo Santa Margherita per la manifestazione di CGIL, CISL e UIL contro la legge Fornero. I sindacati chiedono una riforma che garantisca pensioni dignitose per i giovani e riconosca le diversità dei lavoratori. Stanno rivendicando chiaramente per i loro figli e i loro nipoti il futuro, ma stanno rivendicando anche per sé una pensione dignitosa che è stata falcidiata in questi anni. Ad arringare la folla dal palco il segretario nazionale della CGIL, Susanna Camusso. Le pensioni devono cambiare radicalmente, sostiene, e deve cambiare soprattutto il rapporto con i singoli lavori, perché non si può usare una media indefinita per la quale sarebbe lo stesso lavorare su un'impalcatura o in un ufficio. E chi va a lavorare a 15 anni non può immaginare di proseguire all'infinito. Parliamo di quel 70% di pensionati italiani che hanno una pensione inferiore a 1.000 euro al mese. Ed effettivamente di questo 70% ci sono poi la metà che hanno pensioni attorno ai 500 euro al mese. Io non prendo niente, dovevo prenderla quest'anno a 60 anni, la minima, purtroppo con questa riforma non so quando la prenderò. E come si fa ad andare avanti? Sacrifici e restrizioni su tutto, perché io vivo con una figlia che è disabile anche, e ho mio marito che prende una pensione sì, da 1.100-1.200 euro e siamo in 3 in casa. Basterebbe soltanto una legge, no? Che dice che i vitalizi dei deputati e senatori percepiscano soltanto il minimo pensionabile, il minimo. Allora vediamo che le pensioni vanno le minime in alto.